Carlo Muccio, Huila Pesca del Veneto, anche a lei chiedo una sensazione e una battuta dopo questa prima giornata di Stati Generali della Pesca del Veneto del 2022. Allora, parlare di pesca è sempre tedesco, no? Risulta veramente difficile. Quando metti delle persone a lavorare sulla pesca, se non sei culturalmente ma tecnicamente preparato, veramente stanne distante. Il mondo della pesca è veramente complicato e molto, molto ampio. Nonostante genera dal 2 al 3% di PIL tutti gli anni, quindi è una cosa importantissima e d'altronde 8.000 chilometri di coste, è chiaro che si deve seguire questa cosa. Quindi nella pesca dobbiamo investire. Gli stati generali sono importantissimi, soprattutto qua nel Veneto, e il Veneto comunque coinvolge tutta la Rivierasca, quindi anche l'Emilia Romagna e il Friuli. È veramente importante perché come numeri noi stiamo governando il mondo della pesca in Italia e quindi quello che facciamo noi poi diventa faro per tutto il mondo della pesca italiano, ma direi anche europeo. Il nostro modo di far pesca è sempre comunque più locale, meno industriale. Questo deve essere molto importante. Stiamo parlando di pescherecci che non superano le 5 unità, quindi rendiamoci conto che il modo di far pesca nostro tutela le acque, quindi tutela, si parla di sostenibilità ambientale, ma tutela anche la sostenibilità economica. Quindi importantissimo oggi, e spero che continui così, questo faro di queste 5 giornate che cercheranno di far capire a tutti che cos'è la pesca e cercheranno di dare proprio l'indirizzo, il faro per i prossimi anni.